portavoce di Visacca di Movimento, che su indicazioni dei nostri consiglieri regionali e Movimento 5 Stelle Friuli Venezia Giulia ha chiesto di organizzare questo incontro per un attimino mantenere quello che è il legame tra la cittadinanza e le istituzioni. Questo è uno dei punti fermi tra i tanti meravigliosi punti del Movimento 5 Stelle che non è mai venuto meno. Di tutto ci si può accusare tranne della mancanza di contatto tra chi ci rappresenta e i cittadini. Questo è una cosa assolutamente apprezzabile ed è ancora più apprezzabile in un'epoca in cui sembra che le promesse siano soltanto parole e non abbiano mai una concretezza. Invece voi siete qui e questo vi rende onore e ci fa capire che siamo comunque su una strada giusta. Il programma di oggi, lasceremo subito la parola ai ragazzi e ci racconteranno come è andata questa prima parte del loro percorso all'interno delle istituzioni della regione, dopodiché una breve pausa, un nuovo intervento in cui ognuno cercherà di darci un attimino l'idea di quali sono i progetti da qui a venire e poi un paio di domande per chi volesse intervenire e sapere qualcosa da loro, che sono sempre stati disponibili e carinissimi a rispondere a qualunque tipo di richiesta. Fa caldo, quindi siamo già in tanti ed è un successo. Il 3 di agosto, abitando nella città di mare, a 2 chilometri dal mare, comunque avere 30-40 persone che vengono qui è comunque importante, significa che sentiamo questo legame forte e lo sentiamo come qualcosa di nostro. Vi ricordo soltanto che anche il prossimo anno Staranzano andrà a elezioni, quindi se ci sono delle persone che hanno piacere a partecipare, a conoscere Visacca di Movimento, insomma, poi possono chiedere ad Alice che gli alza la mano. Va bene? E passerei subito la parola ai nostri consiglieri. Grazie. Grazie. Buongiorno a tutti. Ci fa veramente piacere, primo, essere qui e proseguire a raccontare e a condividere le nostre fatiche di questi ultimi mesi e soprattutto ci fa piacere che ci sia molta gente nonostante la giornata torrida e il bollino nero del traffico autostradale dove tutti vanno in vacanza e noi invece siamo qui a sentire un po' quello che sta succedendo. Naturalmente per noi non c'è niente di diverso rispetto a quando eravamo semplici attivisti dei meetup. Ci sono i meetup, ci si incontra, si discute e quindi non ci sentiamo come se facessimo una cortesia o se veniamo a riportare quello che stiamo dicendo. Per noi e poter condividere, poter raccontare quello che sta diventando un'esperienza molto interessante, molto impegnativa, sicuramente al di là di quanto chiunque di noi si sarebbe immaginato prima di incominciare questa avventura e siamo veramente contenti di poter raccontare le nostre impressioni e un po' anche per defaticare, perché vi assicuro che da un lato è un bene, perché nel giro di un mese noi abbiamo provato tutte le tipologie di cose che possono succedere in consiglio regionale. Abbiamo avuto un assestamento, quindi una legge dove ci si occupa di bilancio, poste, destinazione di denaro, fondi e quant'altro a tutto lo spettro delle materie di cui si occupa il Consiglio, e poi ci siamo fatti una maratona di 3 giorni dove abbiamo affrontato in 3 giorni 4 disegni di legge o progetti di legge, una mozione e poi una causa di ineleggibilità, e 3 di questi progetti di legge erano
d'urgenza, quindi attivati uno una settimana prima, l'altro in corso, facendo salti mortali per riuscire a fare tutti i passaggi necessari per analizzare quanto scritto e capire quanto richiesto da questi documenti che arrivavano, e per poter essere in qualche modo propositivi o almeno non totalmente passivi sulle cose che ci stanno cadendo per la testa. Ora io passerei volentieri la parola ai colleghi per iniziare a fare un pochino di riassunto su quanto è avvenuto per quanto ognuno di noi si occupa. Anzi, farei una premessa, perché ci sono state occasioni singole nei vari meetup di venire a raccontare, però forse non abbiamo incontrato tutti, come si svolgono i lavori al Consiglio regionale. Esistono le commissioni tematiche, in regione adesso ce ne sono 6, che verranno forse anche riorganizzate, un po' come ci siamo organizzati per la stesura del programma. Il Movimento 5 Stelle, in quanto terza forza politica della composizione consiliare, ha 2 persone, 2 posti per ogni commissione, quindi noi, ognuno di noi, ci siamo iscritti a partecipare ai lavori per 2 commissioni, minimo, poi anche 3, perché appunto in ogni commissione deve essere presente il movimento con 2 persone, e questo è un bene, perché essendo in 2 ci si dà una mano. Noi avevamo quasi naturalmente una propensione per specifiche commissioni già naturalmente suddivise, quindi non avevamo doppioni, ma il fatto di comunque partecipare in 2 dà un supporto a chi deve seguire i lavori ed è competente nella materia, e però c'è qualcuno vicino che fa presenza e che gli dà un po' di fiducia, un po' di conforto, perché molto spesso ci sono sì, anche per poter scambiare idee e pensieri nel mentre succedono le cose, perché ognuno interviene, ognuno dice la sua, e trovarsi da soli di fronte a posizioni di altre forze politiche così messe sul tavolo senza poterci ragionare un po' diventa complicato, soprattutto i primi mesi di esperienza e di lavoro. Quindi ognuno di noi si è occupato in questi mesi. I lavori sono iniziati così un po' a rilento, perché fra quando abbiamo fatto l'insediamento a metà maggio alle prime convocazioni sono passate 3 settimane, 4 settimane, e dopo tutto è avvenuto velocissimamente. E allora intanto passo da qua, così Eleonora vi racconta un po' le materie. Allora, io faccio parte della commissione che al momento, prima della ristrutturazione che ci sarà a breve, si occupa di cultura, istruzione, politiche giovanili, ricerca, e faccio parte, di cui sono anche vicepresidente, e faccio parte della commissione quarta che si occupa di infrastrutture, edilizia pubblica, ambiente, energia. Per quello che riguarda la legge di assestamento, le voci che competevano, diciamo, alle mie commissioni, mi sono occupata di analizzare appunto queste materie, e in assestamento ho presentato 2 emendamenti. Uno che riguardava, probabilmente lo saprete, l'utilizzo di una quota di soldi molto importante per il friulano nelle scuole, e l'altro per modificare la nuova normativa che è stata introdotta sugli OGM.
Di tutti e due gli emendamenti naturalmente non sono stati votati, diciamo, da nessuno, anzi proprio. I due emendamenti presentati in assestamento sono stati bocciati in maniera decisa, anche se devo dire che quello sugli OGM è stato in parte recepito da un emendamento che ha presentato la Giunta, quindi non è stato proprio ignorata la mia punzecchiatura in tal senso. Su invece il tema del friulano in orario curricolare scolastico, io avevo nell'emendamento avevo chiesto che i soldi stanziati in quell'assestamento di bilancio, che erano 700.000 euro per il friulano a scuola, una parte di quei soldi, cioè 500.000 euro, venissero invece destinati all'aumento, diciamo, degli insegnanti di sostegno o delle attività di sostegno per i disabili sempre nella scuola, perché mi era stato segnalato come un tema, era un modo abbastanza provocatorio e forte per far capire che comunque per quanto riguarda le scuole dell'infanzia e primarie i problemi da affrontare sono molti e ci sembrava che certi importi elevati a una materia come il friulano a scuola fossero abbastanza ingiustificati in un periodo come questo. E è stato chiesto di ritirare quell'emendamento in quanto appunto con la promessa, diciamo, di affrontare il problema del sostegno scolastico a scuola. Abbiamo deciso di ritirare l'emendamento e abbiamo però presentato un ordine del giorno che impegna la Giunta a rivedere al più presto tutte le azioni che può fare la Regione per aumentare il sostegno scolastico. Sono riuscita a farlo firmare trasversalmente da tutte le forze politiche, la Giunta l'ha recepito e quindi si impegna a rivedere un po' questo ambito del settore scolastico. E per quello che riguarda invece gli ultimi 3 giorni che abbiamo fatto in Consiglio Comunale, regionale, sono un po' provata da questi 3 giorni, ho presentato un emendamento alla legge numero 1, al disegno di legge numero 1 che riguardava la caccia. E questo non so se vuoi parlarne anche un po' te, Ilaria, perché comunque questo disegno di legge era un atto dovuto in quanto nella precedente legislatura avevano introdotto delle modifiche alla legge regionale sul tema che però sono state impugnate dal governo per incostituzionalità e quindi la giunta attuale era costretta entro fine agosto a modificare queste modifiche che erano state introdotte, altrimenti incorreva appunto nell'annullamento, insomma, delle normative. E quindi era anche quello, diciamo, un disegno di legge passato per urgente e c'era stato appunto presentato come delle modifiche che andavano a eliminare i punti, diciamo, contestati dal governo. In realtà poi in commissione, noi eravamo stati avvertiti di questo da alcune associazioni, in commissione è stato inserito un emendamento dalla stessa giunta che, senza scendere nei dettagli tecnici della questione, ma riportava un problema di incostituzionalità per quanto riguarda il recupero degli animali feriti. E quindi in questo senso il mio emendamento chiedeva che chi era abilitato ad andare a recuperare gli animali feriti non avesse armi con sé.
ma solo animali da traccia, e fosse sempre seguito dalle autorità competenti che richiedevano appunto il supporto di questi proprietari di cani da traccia. Perché l'incostituzionalità stava proprio nel dire che l'attività di recupero con cani e armi è a tutti i fatti un'attività venatoria. E l'emendamento non è passato, è stato votato comunque anche da una consigliera del PD, e quindi molto probabilmente verrà nuovamente la legge, così per come è stata approvata, verrà nuovamente impugnata dal governo, perché diciamo hanno ceduto un po' alla pressione della lobby dei cacciatori, che voleva essere abilitata a questo tipo di recupero. Altre cose che mi riguardano non ce n'è. Quindi passo la parola a Andrea. In generale? Riassunto di quello che ho fatto. Allora, non ho preparato un testo scritto, per cui può essere che mi dimentichi qualcosa, vado un po' a braccio. Allora, intanto, siccome tante volte le cose concrete possono aiutare a capire un attimo anche il lavoro che si è fatto, questa parte che vedete qui sono le leggi, una parte, non è tutto, è quello che ci è passato in aula, perché tante cose devono ancora passare in aula, per cui questa parte che vedete qui sono un mese abbondante, un mese, 40 giorni di leggi che sono passate in aula, e quindi comprendono sia le leggi prima citate, no? L'assestamento di bilancio, la legge 2, quello sulla caccia, e poi ci sono gli emendamenti. Per avere un colpo d'occhio uno dice, boh, sei sempre in aula, però devi anche studiarli, no? E devi capire soprattutto cosa c'è scritto. Non so se loro hanno già detto prima, però magari qualcuno di loro magari ha già studiato diritto. Per la persona della strada che va lì e comincia a leggere al comma 4 della legge 5 del 2008, si cambia la parola perché e si mette anche, modificando la precedente legge 2 del 2008. Allora lì ti dici, sì, voto sì o voto no? Ma e qui allora, noi siamo per la trasparenza, no? Una legge così, uno che ti fa questa domanda, evidentemente da bravo grimino lo manderesti in quel posto, non dico nome perché poi siamo anche educati, no? Allora, quindi la prima cosa che dici, ok, probabilmente mi serve anche che qualcuno con competenze giuridico-legislative mi dia una mano a capire come mi oriento, no? Da qui l'esigenza immediata nostra di avere del personale di segreteria che avessero delle competenze giuridico-legislative e che magari avesse già lavorato lì, per cui che sapesse le dinamiche, i tempi, gli uffici, dove si trovano i dati, no? E che ci passasse questo bagaglio che si acquisisce non in un giorno ma in un po' di tempo. Per cui questa è una piccola premessa. Per cui la nostra volontà, no, come voi ben sapete, perché insomma, penso che la maggior parte di voi sarà attivista, è quella di rendere più trasparente e più accessibile per il cittadino sia le decisioni legislative tramite, ma anche le scelte, ma anche i bilanci, per cui rendere più trasparente e più partecipato il lavoro che viene fatto in quelle stanze, perché mi viene in mente adesso un detto di Andreotti che diceva, faccio la sua, che diceva chi ci sta dentro ci capisce poco, chi ci sta fuori non ne capisce niente. Allora, no? Per cui il nostro essere con un piede dentro e un piede fuori, e anche il fatto di essere qua, vuole andare in questo senso, cercare di rendere più comprensibile, più trasparente quello che viene fatto e anche le decisioni più partecipate. Allora, questa come premessa. Io, diciamo,
io faccio parte della terza commissione e della sesta commissione, della terza commissione anche come vicepresidente della commissione. La terza commissione è la commissione salute, diciamo, riassumendo, poi anche altre competenze, però insomma il grosso è quello. In questi mesi in terza commissione penso che avranno già spiegato anche le funzioni delle commissioni, ma insomma diciamo che la commissione in sintesi dà dei pareri sulle leggi che vengono proposte, per cui ci si ritrova per discutere di quello che è stato prodotto o dalla giunta o dalle leggi di proposta popolare o dal consiglio, e per cui dà dei pareri che non sono vincolanti, però si discute e dopo si rimanda in aula, per cui anche se viene votato all'interno della commissione poi è il consiglio sovrano che vota la legge, e fa delle audizioni. E diciamo noi in questi mesi, soprattutto come terza commissione, abbiamo fatto molte audizioni per quanto riguarda la riforma della sanità. Saprete che la legge 25 del 2012, la cosiddetta riforma Tondo, che in realtà non è una riforma, è un riassetto organizzativo della sanità regionale varata nella precedente legislatura, appunto, aveva l'obiettivo di ridurre i costi della sanità, però quello che faceva realmente era solo quello di tagliare alcune direzioni e basta, per cui da 6 aziende territoriali si passava a 3 che corrispondono alle 3 aree vaste, no? Trieste, Udine e Pordenone, e in realtà non faceva altro. Accorpava qualche ospedale, diciamo, e questo magari il lavorare maggiormente in rete come ospedali potrebbe essere comunque una cosa positiva. Devo dire che parlando di sanità, quello che si percepisce molto è il campanilismo di ogni provincia, e diciamo che tutti, parlando anche con un collega che era la precedente legislatura, con Pustetto, che è uno di quelli che ne capisce più di sanità all'interno, e lui diceva che ad esempio i triestini, io parlo contro, se sono di Trieste, parlo contro di me. L'altro anno volevo mettere 2 camere iperbariche a Trieste, e dicevo, perché 2? Perché noi vogliamo, no? Allora, non c'è un ragionamento d'insieme, no? Tutti vogliono accaparrarsi. Allora, noi l'abbiamo già messo nel programma, la ristrutturazione degli ospedali deve essere fatto per necessità urgenza, per cui chi ha più bisogno, cioè, invece qui io l'ho detto varie volte, anche in commissione e anche in aula, il principio è quello della solidarietà. Io l'ho detto, è sbagliato dare a tutti in modo uguale. Come è sbagliato dare a tutti in modo uguale? Sì, è sbagliato perché bisogna dare a ciascuno secondo il bisogno, per cui ci può essere un'area più sofferente, parlo della montagna, che ne so, o di alcune aree che anche per problemi ambientali possono essere, penso siamo qui, insomma, gli esposti amianto, no? Faccio dei esempi, per cui ci sono alcune zone che possono avere più bisogno, il principio della solidarietà sancito dalla Costituzione deve essere il principio principe su cui si va, no? Quando si parla di sanità. E anche quello che manca, appunto, è quello un po' di trasparenza sia nella distribuzione delle risorse che in una programmazione. Non c'è, da un po' di anni hanno tagliato l'ARS, non c'è una vera programmazione e non c'è neanche una trasparenza dei dati. Allora, il cittadino, penso, e anche noi in primis, vogliamo sapere perché vengono dati più soldi di qua, meno soldi di là. Se ci sono delle motivazioni, penso che siamo tutti favorevoli, ma quando le motivazioni è perché io sono di Trieste, o perché lui è di Udine, o perché lei è di Pordenone, questo, o perché ha più forza politica, questo non può andare bene. Non voglio dilungarmi sull'argomento, ma insomma volevo farvi percepire un po' quello che si respira anche all'interno della Commissione. Per cui abbiamo sentito in questi mesi tutti i direttori, sia delle aziende territoriali che ospedaliere, abbiamo sentito nelle ultime audizioni anche i sindacati, abbiamo sentito, e questo mi sono speso io in maniera particolare perché non c'era proprio, erano in dubbio se sentire l'audizione del Comitato Salute per il Bene Comune di Pordenone, non perché non volessero farlo, perché io ho portato la richiesta in commissione. Diciamo che l'ufficio di presidenza, di cui faccio parte, che è composto da presidente, 2 vicepresidenti, uno di maggioranza, uno dell'opposizione e un segretario, io sono l'unico dell'opposizione.
La funzione dell'ufficio presidenza è di calendarizzare il programma dei lavori, per cui possiamo decidere se portare all'ordine del giorno della Commissione una proposta di legge o una richiesta di audizione, oppure lasciarla nel cassetto e aspettare che passi la legislatura e questa richiesta decade, no? Perché è una funzione anche importante, decidere l'ordine dei lavori della singola Commissione. Siamo riusciti, no? Anche con Eleonora, con tutti quelli che avevano avuto attenzione alla situazione anche dello spostamento dell'ospedale di Pordenone in Comina e delle motivazioni per cui questo non doveva essere fatto, o comunque bisognava ragionarci un attimo più su prima di farlo. Comunque noi siamo contrari. E quindi abbiamo chiesto l'audizione, sono venuti anche loro insieme con altri comitati, altre persone che richiedevano di essere ascoltate. Adesso come programma volevo dire che quando una persona viene in audizione solitamente lascia una memoria e quindi lascia 2 righe scritte. Io tramite Claudio, non so se qui non c'è, che è l'organizer del... come? Tramite Claudio Bozzato abbiamo messo in internet una cartella di Dropbox e io tutto il materiale che ricevo, chiunque può chiedere l'accesso, io tutto il materiale che ricevo lo metto in questa cartella, per cui è accessibile, per cui se uno vuole sapere cosa succede a Trieste, cosa succede nell'ospedale di Gorizia, cosa succede, noi ascoltiamo quello che ci viene detto, e anche per sintesi non sempre i direttori o chi viene in audizione riesce a dire tutto quello, però ci lascia delle memorie. Siccome appunto avere l'informazione comunque sapere è importante, io poi condivido questo materiale, per cui in questi mesi ho fatto questo lavoro di spostare e condividere in questa cartella, che è una cartella sperimentale per Trieste e che si vorrebbe allargare il più possibile anche agli altri. E comunque questa riforma sanitaria, e dopo passo al secondo punto, la prima dichiarazione di Rotelli, che è Presidente della Commissione, era quello di abrogazione della riforma sanitaria della 25-2012, e in realtà poi la Giunta, con la Presidente Serracchiani, ha detto no, aspettiamo un attimo, prima di dire quante aziende, prima di dire il modello, facciamo uno studio, cerchiamo di fare un ragionamento più approfondito, di ascoltare le persone, per cui non ho io l'idea migliore, decido io cosa fare, ma proviamo a sentire anche i portatori di interesse, chi ci lavora, che mi sembra un ragionamento intelligente, e per cui stiamo facendo questo periodo di ascolto. A settembre-ottobre sarà proposta, si incomincerà a ragionare di una nuova riforma, per cui invito tutti quelli che magari ne sanno di più di sanità o che conoscono anche i problemi, anche magari non essendo tecnici, no? A magari provare a fare un ragionamento insieme, no? E quindi a dare delle proposte che noi porteremo in commissione, porteremo all'ordine dei lavori. Questo per quanto riguarda la commissione terza, la parte principale, diciamo. Dopodiché in commissione terza in realtà abbiamo avuto anche altre richieste, insomma, di pareri, ma insomma di minor importanza. Per quanto riguarda la commissione sesta, invece, la commissione sesta, la Eleonora è la vicepresidente, per cui forse vi ha raccontato lei un po' di più. Diciamo che, come vi ho detto prima, anche nell'assestamento di bilancio ognuno ha approfondito di più quelli che erano i temi di propria